Bologna senza patente invade la corsia opposta e si schianta contro una corriera piena di studenti partita da San Donà diretta agli istituti superiori di Oderzo. Morto l'anziano, il pullman finisce nel fossato, feriti una ventina di ragazzi. I feriti visitati e medicati negli ospedali di Oderzo, San Donà e Portogruaro. Le parole di uno studente all'uscita dal pronto soccorso: per liberarci abbiamo sfondato il lunotto del bus. Se il fossato fosse stato più profondo sarebbe stata una strage, così i vigili del fuoco intervenuti in via Maggiore a Piavone, il presidente di ATVO, il nostro autista sotto shock. A perdere la vita Germano De Luca, 85enne di Fregona, gli era stata revocata la patente ma si ostinava a guidare, stava andando da un'amica a San Donà, si fa strada l'ipotesi del malore. Domani sera una cerimonia a Castelnuovo del Garda per Jessica Stappazzollo, uccisa barbaramente dal suo ex compagno. Nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della donna e l'interrogatorio di convalida per il suo carnefice. La polizia postale di Venezia ha arrestato un 52enne residente in centro storico che utilizzava corpi e facce di ragazzine minori e le spogliava con l'intelligenza artificiale. Dopo le contestazioni dei Propal che non gli hanno permesso di tenere il suo intervento, Emanuele Fiano e la ministra dell'Università Bernini saranno il 4 novembre a Ca' Foscari, l'invito della rettrice Lippiello. Vaia 7 anni dopo, la piana della Marcesine in comune di Enego giorno dopo giorno sta rinascendo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre dunque con la tragedia che si è consumata questa mattina a Piavon di Oderzo in provincia di Treviso. Un SUV si schianta contro un bus pieno di studenti. Muore l'automobilista 85enne Germano De Luca. La paura tra i ragazzi che dicono abbiamo sfondato il lunotto per uscire, c'era odore di carburante. Uno della mia scuola ha rotto il lunotto posteriore dell'autobus, mentre ci sono stati altri automobilisti che si sono fermati per soccorrerci e aiutarci a uscire, che hanno rotto la parte apribile del tettuccio sopra e da là ci hanno aiutato anche loro a uscire. Sono le 7:30 del mattino, il bus partito da San Donà è diretto a Oderzo nella zona delle scuole. Ad un tratto in via Maggiore a Piavoni il SUV proveniente dal senso opposto di marcia comincia a sbandare, poi si schianta violentemente contro il mezzo ATVO che si adagia su di un fianco a lato del fossato. Nulla da fare per l'automobilista Germano De Luca, 85 anni, morto sul colpo. Forse a provocare il drammatico incidente un malore dell'anziano che stava guidando nonostante la patente gli fosse stata sospesa per mancanza dei requisiti. All'interno del bus una cinquantina di studenti, sono attimi di terrore. Dopo poco tempo ho sentito un forte odore di gasolio e anche perché ero seduto sopra il serbatoio dell'autobus. Una ventina i feriti, 5 trasportati in ambulanza nell'ospedale di Oderzo, gli altri accompagnati dalle famiglie tra Portogruaro e San Donà. Contusioni anche per l'autista del bus, un 40enne di San Donà di Piave con 18 anni di servizio alle spalle. Traumi lievi per tutti, ma lo shock è grande. Sul posto arrivano squadre dei vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118 con diversi mezzi, i carabinieri, la polizia locale. La mamma di uno studente, uscendo dall'ospedale, ci dice: l'unica cosa che mi sento di dire è di ringraziare l'autista perché li ha salvati tutti quanti, perché ha avuto la prontezza di spostarsi sulla destra per cercare di evitare un impatto completamente frontale e lì secondo me li ha salvati tutti. L'autista del bus, quando ha visto la macchina, ha tentato una frenata disperata. L'autista ha provato a evitare l'impatto probabilmente all'ultimo, ma purtroppo non ci è riuscito, quindi il tragico evento sembrerebbe causato da questo comportamento che dobbiamo comunque verificare. Solo qualche metro più avanti e l'autobus rischiava di impattare contro un ponticello in cemento. Il boato sentito dai residenti che sono accorsi subito. Boom, colpo. Ho immaginato questo è un incidente, sì, perché altro non poteva essere. Insomma, troppo forte. Una roba spaventosa. All'Istituto Sansovino la notizia è arrivata gelando la scuola, un respiro di sollievo quando si è saputo che gli studenti non avevano riportato gravi ferite. E tra i primi ad arrivare in via Maggiore a Piavon di Oderzo i vigili del fuoco. Se il fosso fosse stato più profondo probabilmente oggi racconteremo un'altra storia. Le parole del funzionario dei Vigili del Fuoco sono ben chiare. A Piavon di Oderzo si è sfiorato la strage. Solo una serie di circostanze infatti hanno scongiurato un bilancio ben più pesante e drammatico, a partire dalla bravura dell'autista che ha evitato il ponticello in cemento di un'abitazione poco distante, al fossato non particolarmente profondo. Altrettanto importante è stata la prontezza dei ragazzi che, superato lo shock iniziale, hanno evacuato il mezzo.
Fortunatamente i ragazzi in autonomia, e questo bisogna dargli merito, avevano attraverso il lunotto posteriore evacuato tutto l'autobus e avevano anche, attraverso anche il personale suo presente sul posto, portato soccorso all'autista dell'autobus. Tra gli oltre 20 feriti, fortunatamente tutti lievi, anche l'autista dell'autobus, che ha riportato diverse scoriazioni e contusioni, ma è stato dimesso dall'ospedale già in mattinata. L'autista è scioccato sicuramente per quello che è successo, però insomma è già stato dimesso, quindi ha avuto un impatto emotivo ma non un impatto fisico. Il pensiero poi va alla vittima del drammatico incidente e alla sua famiglia. Siamo profondamente addolorati e porgiamo le condoglianze alla famiglia del conducente dell'auto che si è scontrato con il nostro mezzo. Germano De Luca, dunque questo è il nome della vittima, stava andando a San Donà a trovare un'amica. Come mai la macchina per lui era indispensabile? Il richiamo dell'amore, è lontano da qua, quindi gli ho detto guarda se hai bisogno qualsiasi cosa, erano dei volontari che avevo incaricato di dargli una mano a portarlo a prendere la spesa, il resto negli ultimi 2 o 3 giorni, che non è tanto, un mese neanche che hanno tolto la patente, ma la comunicazione è arrivata ieri di consegnare. E quindi... E lui però non si rassegnava? Non si rassegnava, lui doveva andare giù a San Donà di Piave. La passione per una novantenne sarebbe stata la molla che ha fatto salire al volante Germano De Luca in quel suo ultimo viaggio verso San Donà. E questo nonostante 3 mesi fa non fosse risultato idoneo alla revisione della patente. Per me è stato un colpo fatale quello che non avere la patente, di poter muoversi. Lui era cocciuto, testardo e anche guai avere qualcuno sopra di lui. Ma il sopportava, forse ecco la presenza del sottoscritto, che amici da tanti anni, che lo conoscevo bene, che aveva fiducia anche in me, forse quello... Però anche lì ogni tanto ci scontravamo perché lui voleva sempre prelevare, per far che non si sa, perché anche più di tanto non sapeva neanche come spendere, insomma, se devo essere sincero. E proprio per questi prelevamenti sospetti il Tribunale aveva nominato il sindaco suo amministratore di sostegno, che come primo provvedimento gli aveva affiancato una badante in questa abitazione di Borgo Luca, tra Fregona e Montaner. Qui era tornato dopo decenni da capocantiere in giro per il mondo, una vita passata a lavorare che probabilmente non gli ha lasciato tempo per una relazione stabile. Poi la pensione, un congruo gruzzolo da parte e in parte eroso dai fallimenti delle banche venete, e un carattere sempre più scontroso. Lui è sempre stato abbastanza bene, non è che ultimamente era un po' forse da vedersi da solo, aveva litigato con gli amici, aveva litigato col vicino di casa, quindi c'era un po' di... ma quello del vicino di casa dopo l'avevamo risolta. Coi parenti non andava d'accordo. Tra le case del Borgo Luca Germano viene ricordato così. Germano in per sé era una bravissima persona, non era cattivo, anzi era sempre anche disponibile, era tranquillo. Però insomma ultimamente purtroppo, tra che le badanti non le andavano a genio, tra che lui aveva una malattia magari progressiva che qua non si sapeva, e di conseguenza... Per il sindaco il cuore è stato fatale a Germano in tutti i sensi. Sicuramente un colpo gli è venuto qualcosa al cuore, qualcosa non penso. Voltiamo pagina, parliamo del femminicidio di Castelnuovo del Garda. Domani sera una cerimonia per ricordare Jessica Stappazzollo. Si attende l'esito dell'autopsia per capire quando è stata uccisa Jessica Stappazzollo, la 33enne brasiliana assassinata dall'ex compagno Douglas Reyes Pedrizo a Castelnuovo del Garda. In queste ore l'affidamento dell'incarico dell'esame autoptico che potrebbe fornire nuove informazioni sulle ultime ore di vita della donna massacrata con un numero smisurato di coltellate, come hanno fatto sapere dalla procura fin dalle prime ore dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita nell'appartamento di via Silvio Pellico. C'è un buco di 48 ore che deve essere ricostruito. L'ultimo messaggio inviato da Jessica risale infatti alla notte tra sabato e domenica. Lunedì notte invece la telefonata ai carabinieri del suo carnefice Reyes Pedrizo, che minaccia di uccidersi, e poi successivamente il ritrovamento del corpo della 33enne. I carabinieri stanno anche indagando per capire come l'uomo abbia potuto togliersi e disattivare il braccialetto elettronico che indossava da maggio dopo le denunce di violenza. Più volte aveva picchiato Jessica e la mamma, che vive in provincia di Mantova, le aveva detto di lasciarlo. I vicini di casa sono sotto shock e c'è chi racconta di aver visto i carabinieri altre volte fuori dall'appartamento di Castelnuovo. Quella volta lì sì, i carabinieri. E lui urlava. Certo. Ma urlava contro i carabinieri? Urlava contro queste persone ed era lì in mezzo alla strada, piena notte. E cosa diceva? Guardi,
Non mi ricordo, so solamente che dalle urla che si sentivano da dentro mi hanno chiamato i carabinieri. Perché non è, cioè, era parecchio agitato. La donna può andare dove vuole, la magistratura e le leggi non funzionano. Perché dice ci aveva il braccialetto, non poteva avvicinarsi di 1000 metri. Ma scusi un attimo, ma che sono 1000 metri? Non c'è giorno che non muore una donna, forse anche 2. Boh, chissà poi quante malmenate e picchiate, È una cosa incredibile. Domani sera, davanti al municipio di Castelnuovo del Garda, si terrà una cerimonia in ricordo di Jessica. Il sindaco Davide Sandrini ha invitato tutta la popolazione a partecipare, ma nel comune è polemica perché secondo l'ex primo cittadino lo sportello antiviolenza inaugurato nel novembre del 2022 era stato chiuso di recente proprio dall'attuale amministrazione. Nelle prossime ore intanto dovrebbe anche essere programmato l'interrogatorio di Douglas Reyes Pedriso che si trova nel carcere di Montorio a Verona. 1 migliaio di immagini pedopornografiche generate con l'intelligenza artificiale scoperta dalla Polizia Postale di Venezia. Il soggetto che abbiamo arrestato si era creato a livello domestico un proprio sistema di intelligenza artificiale, scaricando tutto da internet e acquistando del materiale informatico un po' più performante del normale. Circa 1 migliaio di foto pedopornografiche di ragazze minorenni spogliate dall'intelligenza artificiale trovate nel PC di un 52enne residente nel centro storico di Venezia. Aveva collezionato oltre 450.000 fotografie di minorenni trovate online e manipolate tramite avanzati modelli di intelligenza artificiale generativa, capaci di sintetizzare nuovi contenuti visivi rappresentanti minori in pose sessualmente esplicite. Personalizzando secondo le esigenze di questo soggetto, ha generato a sua volta 900 immagini di intelligenza artificiale rappresentanti ragazze minori anche in atti sessuali. L'uomo è stato intercettato poi e arrestato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Lagunale e condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Venezia. Tutto è nato dalla segnalazione giunta alle forze dell'ordine da un'organizzazione internazionale per la tutela di minori online sulla possibile detenzione da parte dell'indagato di materiale digitale legato allo sfruttamento sessuale minorile. Il sistema è in grado di generare in maniera automatizzata un numero illimitato di immagini, il che significa che il web non ovviamente di superficie, potrebbe essere costellato da sempre più immagini generate di questo tipo. Al momento non ci sono evidenze che il 52enne abbia diffuso in rete le immagini. A stupire sono le conoscenze informatiche dell'uomo che da solo si era procurato software e sistemi di intelligenza artificiale capaci di generare da fotografie reali immagini pedopornografiche difficili da distinguere dalla realtà. Una forma di protezione ovviamente può arrivare anche dagli sviluppatori. Di recente il garante della privacy ad esempio ha vietato l'utilizzo di app dedicate a spogliare sostanzialmente ragazze prese con immagini reali. Noi come Polizia Postale stiamo collaborando con l'Università Aldo Moro di Bari che sta sviluppando un tool per il riconoscimento automatico all'interno di quelli che sono i dispositivi sequestrati del materiale pedopornografico. Restiamo a Venezia con le novità sul caso Fiano. Devo dire che quando ho sentito l'onorevole Fiano per esprimergli la solidarietà è già emersa quest'idea. Torniamo a Ca' Foscari perché non ho concluso il mio discorso, non mi hanno dato la possibilità di concludere. Così Tiziana Lipiello, la rettrice di Ca' Foscari, annuncia che il prossimo 4 novembre l'università organizzerà un nuovo incontro con Emanuele Fiano dopo quello annullato nei giorni scorsi dalla 50ina di manifestanti pro-PAL, impedendogli di prendere la parola ad un convegno sulla pace in Medio Oriente. L'arrivo del ministro Bernini blinderà il nuovo incontro. Dopo le proteste di ottobre non ci sarà un bis, puntualizza la rettrice, assicurando che tutte le precauzioni del caso saranno adottate per evitare tensioni. Ovviamente viene un ministro, quindi tutte le precauzioni del caso saranno prese. Nicola Pellicani, Partito Democratico, auspica che Fiano, accettando l'invito dell'Ateneo veneziano, possa assegnare un momento importante per la comunità universitaria, evitando così strumentalizzazioni e una presa di posizione politica.
Mi auguro che Emanuele Fiano accolga al più presto l'invito di tornare a parlare a Ca' Foscari. L'università è per antonomasia il luogo del dialogo e del confronto. Dello stesso avviso anche gli studenti dell'Associazione Futura, che avevano organizzato l'evento nel nome del dialogo, della libertà di parola e del confronto. L'unica cosa che mi sento di poter dire sul caso Fiano è che come rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'università ci impegneremo come Futura per garantire il diritto di espressione di parola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti dell'Ateneo. 7 anni dopo Vaia, la piana della Marcesina, il comune di Enego torna a rinascere. Sette anni dopo la devastazione di Vaia, quando centinaia di migliaia di piante vennero abbattute dalla furia della tempesta che flagellò le terre tra Veneto e Trentino. Sulla piana della Marcesina restano ancora aperte le ferite di una montagna devastata, anche se piano piano la natura sta rinascendo tra i tronchi sradicati, le radici ormai secche e contorte che creano uno scenario quasi irreale. Una natura matrigna e madre, per dirla alla Leopardi, cui si affianca l'importante lavoro dei comuni toccati da Vaia, a cominciare da Enego per la riqualificazione della sua Marcesina. Ferite sì, ma anche tanta voglia di rinascita. Certo, lo si può vedere anche a occhio, insomma, che la natura fa il suo corso, insomma, ci vorranno anni, però già si possono vedere anche passando per i boschi la rinascita delle piantine. Ecco, quello che noi dovremo fare è creare un bosco del futuro, cioè creare un bosco che sia compatibile con i cambiamenti del clima. Siamo stati beneficiari l'anno scorso di un bando di Avepa per 100.000 euro con Avepa, quest'anno di 200.000 euro. Poi abbiamo partecipato grazie alla consulenza di Gianni Rigoni Stern a un bando di Cari Verona che ci ha finanziato, siamo riusciti a entrare nei 12 insomma, su 50 progetti, siamo entrati in questo finanziamento che prevede un po' il recupero anche naturalistico di tutta l'area di Marcesina. Oltre a questo prosegue la collaborazione con l'Università di Padova mirata allo studio delle dinamiche di crescita del bosco, avviato grazie all'intervento dell'agronomo Gianni Rigoni Stern, figlio del grande scrittore Mario Rigoni Stern. E soprattutto con la Marcesina, difatti, con i boschi in generale, con l'altopiano in generale, difatti chi ha letto i suoi libri appunto, certo. Però diciamo che la piana di Marcesina lui l'aveva nel cuore. Intanto il comune continua con il lavoro di riqualificazione della Marcesina, considerando che alla tempesta si aggiunge un'altra piaga, quella del bostrico. Il comune di Enego dall'emergenza si è mosso per portare via subito dei boschi, legname. Ora stiamo gestendo l'emergenza bostrico, che è un'emergenza importante che purtroppo sta facendo morire le poche piante che sono sopravvissute al vento di Vaia. Sono tanti lotti terminati, però nuove aste verranno fatte per il 2026, quindi il lavoro nei boschi sarà ancora tantissimo. Siamo in chiusura, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.